Salve, ci troviamo sul Ponte Scarpa a Chioggia. Siamo di fronte alla casa della strega. Questo palazzo, che adesso diciamo da tantissimi decenni è abbandonato, è, secondo la credenza popolare, era abitato da una maga fattucchiera che, da quanto si diceva, di notte rapiva, o diciamo durante la giornata rapiva bambini e li portava in questa abitazione, in questa casa. Allora un giorno, stanchi, gli abitanti della zona tesero una trappola alla strega e prima che la strega entrasse in casa la sequestrarono, ecco, e non la fecero più entrare nella casa. E in questo palazzo, nella nicchia che vedete in alto, anzi nell'edicola, misero questa Madonna col bambino proprio perché potesse sigillare quello che era il passaggio, che si credeva fosse il passaggio dal mondo reale al mondo delle streghe, in modo tale che le streghe non potessero più avere una dimora in questo luogo.